La Marca trevigiana sotto shock per la morte di Pier Massimiliano Dotto, il rugbista 42enne che ha perso la vita nella giornata di ieri mentre percorreva la presa 11 del Montello. Immediato l'intervento dei medici del SUEM che hanno tentato di rianimare l'uomo. Una tragica fatalità. Sempre per arresto cardiaco martedì sulla stessa strada aveva perso la vita il 57enne Emilio Crosato. Dotto, rugbista amatissimo, aveva iniziato a giocare a rugby a 16 anni giocando 214 partite e vincendo 5 scudetti oltre a una Coppa Italia, ma già una settimana fa un malore lo aveva colpito durante una partita a calcio, facendola casciare a terra. Una vita passata tra sport, notti, locali e donne, stroncata da un infarto. Sarà l'autopsia a chiarire nelle prossime ore le cause della morte dello sportivo. Intanto tutto il mondo dello sport si stringe intorno alla famiglia del rugbista. Un messaggio di cordoglio arriva anche dal presidente Pasquale Gravina, che a nome di tutto lo staff societario e tecnico del Volley Treviso nella serata di ieri si è detto profondamente addolorato per l'improvvisa e tragica scomparsa dell'amico Pier Massimiliano Dotto, icona dello sport trevigiano. Rivolgiamo le più sentite condoglianze e porgiamo un caloroso abbraccio ai familiari e agli amici di Piero. Intanto il presidente della Federrugby, Alfredo Gavazzi, ha disposto che da oggi fino a domenica venga osservato un minuto di silenzio su tutti i campi da rugby d'Italia in memoria dell'azzurro Piero Dotto, prematuramente scomparso ieri. Dotto è stato un'icona di Treviso dagli anni 90, vinse 4 scudetti. In azzurro debuttò nel 1993 con l'allora City Coste. Aveva concluso la sua carriera giocando fino a 40 anni in Serie B.